Eder, McAllister. Il sit-in sarà l'occasione per lanciare un messaggio chiaro e fermo. La giustizia in ritardo penalizza la vittima e agevola il carnefice. Il carnefice, o io preferisco dire i carnefici, si godono la vita, sono in piena libertà e Lili è morta da 4 anni. Io considero una vergogna tutto questo e lo grido a grandi, proprio a lettere cubitali, è una vergogna. Iniziativa, un sit-in silenzioso col permesso della questura, silenzioso e pacifico, assolutamente, e si può dire benissimo, è invitata quanta più popolazione possibile, con tutte quelle scemenze che vengono fuori tornano fuori più che venire fuori dai sacchi neri alla scemenza della dipendente dove doveva passare lei, della telefonia, eccetera, eccetera. Quelle sono tutte congetture gratuite per depistare e ingrandire l'iniziativa. L'iniziativa della procura che sta facendo è già oberata di lavoro suo. E gli scemi si mettono anche la loro opera e faccia per intralciare l'operato della procura, che ha già il suo bel da fare. I sacchi neri sono una bufala pazzesca, che si tratta di una squadra. Liliana è stata tenuta da qualche parte e portata lì la mattina del 5 gennaio. La storia dell'auto di Davide Barzan data alle fiamme nel parcheggio di Riccione è il punto di arrivo di una vicenda che parte anni prima, da un rapporto professionale e personale stretto tra il consulente e un manager foggiano, poi degenerato in contenzioso, accuse reciproche e, secondo la ricostruzione degli inquirenti, in un gesto di ritorsione. Davide Barzan è un consulente criminalista che collabora con lo studio legale della sorella, l'avvocata Nunzia Barzan. Nel tempo ha seguito varie vicende penali, fra cui quelle che hanno coinvolto un suo assistito originario di Foggia, manager di lungo corso, che oggi si trova al centro del fascicolo sull'incendio dell'auto. Dalle carte emerge innanzitutto il profilo giudiziario di questo manager. È coinvolto in un grave episodio di lesioni avvenuto in un locale della zona di Riccione. Una lite nata all'interno del bar degenera e la persona offesa, Filippo Scardi, viene raggiunta al volto da un bicchiere di vetro scagliato con forza. La ferita lacero-contusa interessa l'intero emivolto sinistro, coinvolge la zona oculare e mandibolare e richiede un intervento chirurgico ricostruttivo in anestesia generale. Alla bottigliata si aggiungono numerosi pugni al volto, con inseguimento della vittima anche all'esterno del locale. Gli esiti vengono qualificati come lesioni personali gravi, con cicatrici permanenti. Davanti al giudice, durante l'interrogatorio di garanzia, l'indagato ammette di avere commesso il fatto, collocandolo però nel contesto di una provocazione che ritiene di avere subito. Negli atti vengono richiamati i precedenti di polizia e una valutazione complessiva di spiccata aggressività, elementi che avevano portato all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e poi a un percorso processuale concluso con condanna definitiva. A questo quadro si aggiunge un ulteriore capitolo. Nel marzo di un anno successivo, lo stesso uomo viene arrestato a Riccione perché trovato in possesso, all'interno della propria abitazione, di cocaina già suddivisa in dosi, insieme a bilancini di precisione, forbici, rotoli di cellofane e ritagli circolari di plastica idonei al confezionamento. Il materiale è distribuito fra mansarda, cucina e altri ambienti dell'appartamento, in modo ritenuto compatibile con una preparazione allo spaccio. L'interessato sostiene di essere solo un consumatore e di avere messo a disposizione l'alloggio ad altre persone. Ma la qualificazione giuridica del fatto va nella direzione della detenzione a fini di cessione a terzi. In tutte queste vicende il nome di Davide Barzan compare come riferimento di fiducia dell'indagato. Quando l'uomo, dopo l'arresto, chiede che venga avvisato qualcuno, indica espressamente il collaboratore del proprio legale, Davide Barzan, mentre come difensori risultano nominati l'avvocata Nunzia Barzan e un altro legale. Negli atti Barzan viene descritto come collaboratore di studio, non come avvocato titolare. Lo stesso schema si ripete in altri passaggi. Gli incontri in carcere con il detenuto avvengono su delega formale dei difensori
e previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. In occasione di un lutto familiare, quando viene autorizzato il trasferimento dal carcere di Rimini a quello di Foggia, lo spostamento avviene con l'auto privata di Barzan, ma sempre su incarico espresso dell'autorità giudiziaria. Anche qui la qualifica che compare è quella di collaboratore dello studio, incaricato di accompagnare il detenuto in forza di un provvedimento dell'autorità. Parallelamente, la persona offesa nel procedimento per lesioni, Filippo Scardi, nelle dichiarazioni rese subito dopo l'aggressione al pronto soccorso e davanti alla polizia giudiziaria, descrive nei dettagli la violenza subita, ma non attribuisce alcun ruolo a Barzan in quel fatto. In un successivo chiarimento, richiamato nella documentazione difensiva, viene sottolineato come quel materiale non confermi le accuse che l'indagato avrebbe poi rivolto al consulente. Nel corso degli anni, il rapporto tra il manager foggiano e il consulente si deteriora. Nelle conversazioni richiamate nelle carte, l'uomo lamenta di avere subito un danno economico consistente, quantificato in quasi €500.000, che attribuisce, secondo la sua versione, a scelte e iniziative maturate nell'ambito del rapporto con Barzan. Una parte di questo importo viene indicata come denaro consegnato in contanti nel corso del tempo. In particolare, il manager sostiene di avere versato direttamente al consulente la cifra complessiva di €103.000 in contanti, senza ricevute, convinto che fossero collegati a progetti e operazioni che gli avrebbero portato vantaggi futuri. Questa è la ricostruzione dell'uomo oggi indagato. La lettura di Barzan e dei suoi legali è radicalmente diversa. Il consulente respinge l'idea di avere truffato l'ex cliente o di avere ricevuto somme in quelle proporzioni. Nelle sue difese parla di accuse prive di riscontri oggettivi e al contrario sostiene che sarebbe proprio il manager a non avere mai saldato integralmente le parcelle dovute allo studio per l'attività legale svolta negli anni. In quest'ottica, il terreno del contenzioso non è un credito vantato dal manager, ma un debito che lo studio ritiene di avere nei suoi confronti. Barzan ribadisce inoltre di non essersi mai qualificato come avvocato e di avere sempre agito nell'ambito di deleghe e incarichi formali conferiti dai difensori e autorizzati dall'autorità giudiziaria. In questo contesto di rapporti personali logorati, recriminazioni e contestazioni economiche, si colloca la notte dell'incendio. Tra il 26 e il 27 maggio, poco prima delle 2, nel parcheggio di una palazzina in zona viale di Azza, Riccione, le fiamme si sprigionano dal SUV di Davide Barzan, una BMW parcheggiata accanto ad altre auto e ai cassonetti dei rifiuti condominiali. Secondo quanto ricostruito, l'allarme scatta quando il cane di Barzan inizia ad abbaiare insistentemente. La compagna del consulente si affaccia dal terrazzo, vede il bagliore e chiama i soccorsi. I vigili del fuoco arrivano e spengono il rogo, mentre i carabinieri avviano subito i primi accertamenti. L'incendio distrugge completamente l'auto di Barzan, danneggia in modo grave almeno un'altra vettura e coinvolge i cassonetti, con un potenziale rischio per la facciata del palazzo. Le prime verifiche tecniche individuano il punto di innesco in corrispondenza di una ruota posteriore, con modalità compatibili con un'azione dolosa. Da lì parte un'indagine articolata. I carabinieri acquisiscono numerosi filmati di videosorveglianza, sia condominiali sia comunali, presenti lungo le vie di accesso alla zona. L'analisi delle immagini consente di individuare una vettura sportiva di colore scuro, un Audi, che transita nei minuti immediatamente precedenti e successivi al rogo. Dai fotogrammi si distinguono due figure a bordo e in un passaggio chiave un uomo che scende, si avvicina all'area dove è parcheggiata l'auto di Barzan e poi risale in macchina, che riparte subito dopo l'innesco delle fiamme. Gli accertamenti su quel veicolo portano a un secondo indagato, un conoscente del manager, proprietario dell'auto, con precedenti alle spalle. Nelle carte viene indicato come indicatore colui che avrebbe messo a disposizione la vettura e, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe accompagnato il manager nella trasferta per compiere il gesto incendiario. Emergono anche elementi su un successivo tentativo di cedere o spostare l'auto fuori zona, interpretato dagli investigatori come un possibile tentativo di allontanare il mezzo usato per il raid. Quando viene emessa la misura cautelare per l'incendio dell'auto di Barzan, il manager foggiano è già arrestato per altre vicende e si trova in carcere in forza di una condanna divenuta definitiva.
L'ordinanza viene quindi notificata direttamente in istituto. Al secondo indagato, che si trova agli arresti domiciliari per fatti diversi, il provvedimento viene notificato presso la sua abitazione. Entrambi vengono poi ristretti in carcere con l'accusa di incendio doloso aggravato in concorso, con contestazione di un movente ritorsivo legato al contenzioso economico e personale con Barzan. Un elemento ulteriore arriva da un'intervista televisiva che il manager aveva rilasciato in passato e che è stata mandata in onda di recente in un servizio di approfondimento. Di fronte alla telecamera, l'uomo si presenta come amico di vecchia data di Davide Barzan, racconta di essersi fidato di lui come di un amico e non semplicemente come di un professionista, e ripercorre il rapporto che li avrebbe portati a condividere progetti e iniziative. In quella sede ribadisce di avere consegnato nel corso del tempo e sempre in contanti 103.000 euro senza ricevute, convinto che si trattasse di passaggi necessari per partecipare a determinate operazioni. Dice di essersi sentito tradito sul piano umano, prima ancora che economico. Anche in questo caso si tratta della sua versione, che Barzan contesta punto per punto. Secondo gli inquirenti, proprio quel risentimento maturato nel tempo, alimentato dalla percezione di un grave danno economico e della rottura di un'amicizia, sarebbe il motore dell'azione incendiaria sotto casa del consulente. Nella lettura che emerge dall'ordinanza, il contenzioso non sarebbe rimasto sul piano delle note di studio e delle richieste di chiarimento, ma avrebbe trovato uno sbocco violento nel rogo della BMW lì parcheggiata nel cortile condominiale. Da parte sua, Davide Barzan continua a respingere ogni accusa di avere raggirato l'ex cliente e definisce l'incendio un atto gravissimo, ribadendo la propria fiducia nel lavoro della magistratura. Il procedimento per l'incendio dell'auto è ora nella fase delle misure cautelari. Spetterà al processo stabilire se la ricostruzione accusatoria verrà confermata, se la matrice ritorsiva sarà riconosciuta in sentenza e se emergeranno eventuali ulteriori responsabilità. Nel frattempo, il quadro delineato dagli atti è quello di un rapporto iniziato come collaborazione stretta e amicizia, proseguito tra procedimenti penali, accompagnamenti in carcere, trasferte e assistenza, e finito, secondo l'ipotesi degli investigatori, con un'azione di fuoco che ha messo a rischio un intero condominio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.